Una domanda, no? Da cittadino, siccome di orari cadenzati, di problemi di pendolari se ne parla da anni, cioè non è un problema nato oggi, no? Oggi diciamo che è all'apice, forse è scoppiato. La domanda è, Chisso, che è l'assessore alla mobilità, è stato all'altezza, è competente secondo voi? Diamo un giudizio anche sul fatto pratico del lavoro svolto da Chisso fino ad oggi, perché al di là di tagliare nastri quel che conta è poi la praticità della mobilità. E visto che lei si parlava prima anche di inquinamento, Bortolo Mainardi, in un recente convegno a Concordia, ha minimizzato il fattore inquinamento atmosferico da auto e nessuno ha replicato e la sala era strapiena di addetti ai lavori. La domanda la completo con quale conseguenza, implicazione o condizionamento ha avuto i lavori per la TAV, anche in senso economico di risorse dirottate là sul poi l'organizzazione per i treni, visto che, sempre parlando di Chisso, qualche giorno fa in municipio Portogruaro ha dichiarato che la TAV verrà affiancata all'attuale linea e sui centri urbani sarà interrata. Perciò sono dichiarazioni che fatte in un'importante riunione che però non hanno una ufficialità da nessuna parte che si faccia quel tipo di lavoro lì, che però implica dei costi. Questo, parlando e tornando sugli orari cadenzati, cosa implica e comporta? Allora, guarda, il giudizio su Chisso che io non conosco te lo darà il mio amico che è qui a fianco. Qui ti dico due cose. Innanzitutto l'inquinamento atmosferico è provocato per la gran parte dalla CO2 emessa dalle automobili, dai camion e poi ovviamente dal riscaldamento. Quindi sono questi due qui i fattori che inquinano, diciamo così, l'aria e l'atmosfera e rendono sempre più difficile la tenuta del nostro organismo nei confronti di questi inquinanti, perché queste particelle qua, che si chiamano appunto PM10, che sono dentro questa combustione, sono, come dire, sono molto difficili da intercettare, non abbiamo gli strumenti proprio diciamo così, per evitare il loro effetto malefico. Quindi i trasporti e il riscaldamento hanno un effetto molto negativo sull'ambiente e sull'aria che respiriamo, per cui meno emissioni facciamo, meglio è. Allora, per i trasporti in particolare modo si tratta di ridurre, se ce la facciamo, il trasporto merci su gomma e se ce la facciamo anche quello, il trasporto delle persone su gomma. Per quanto riguarda invece le altre emissioni, quelle da riscaldamento, dipendono moltissimo non soltanto dal fatto che siamo in una zona fredda, ma moltissimo dal tipo di modalità che usiamo per dare energia e riscaldamento alla nostra casa o ai nostri capannoni. Per cui qui soprattutto i grandi plessi pubblici dovrebbero fare una grande riconversione, insomma, mettere il fotovoltaico, fare i cappotti, fare le coibentazioni, insomma fare quelle ristrutturazioni che servono per avere meno bisogno di consumo di fossili e quindi di gas, di petrolio o di altro per riscaldare le nostre case e i nostri luoghi di lavoro. Sulla domanda invece sulla cosa di fare l'alta velocità da Trieste a Venezia interrando, siamo alla follia, perché io ritengo che ci sia la necessità di fare un bel quadruplicamento da Venezia a Trieste, di tenerlo in superficie e di dare la possibilità, siccome per fortuna purtroppo non lo so, da Trieste a Venezia c'è un centro abitato di 40, 50, 60, 70, 80 mila abitanti, 20 mila abitanti ogni 5 chilometri, l'alta velocità non ha senso. L'alta velocità ha senso da Siviglia a Madrid, da Lione a Parigi dove c'è solo Auxerre in mezzo e basta, ma qui dove c'è una forte concentrazione di centri abitati avrebbe senso un bel quadruplicamento con dei treni che fermano a Portogruaro, Monselice,
Terno 16 Monfalcone, San Donà e via discorrendo, e degli altri invece fa tutte le fermate, per cui si riesce a fare un buon servizio con una buona capacità. Non si dica che si fa l'alta velocità per il trasporto delle merci, perché non c'è un posto nel mondo dove le merci corrono più di 150-160 km/h. Solo in Italia l'abbiamo fatto per giustificare l'alta velocità. Il risultato è che l'alta velocità oggi è solo appannaggio dei treni passeggeri. È stato un successo per quanto riguarda la Milano-Napoli, ma purtroppo non è stato altrettanto per quanto riguarda la Milano-Torino, perché da Milano a Torino capacità 300 treni, sono 22 i treni ad alta velocità, perché la domanda non c'è. Da Milano a Torino, come tutti sanno, Torino, Chivasso, Santià, Vercelli, Novara, Magenta, Rho, sono 6, 7, 8 centri urbani che avrebbero bisogno di non vedersi i treni che corrono, ma di poterli prendere questi treni qua. E dunque questo concetto che il vostro assessore all'alta velocità, interrare, fare tutto da Venezia a Trieste, non serve assolutamente, sarebbe un abominio, perché le esigenze di mobilità sono sicuramente altre. Aggiungo che poi con gli unici 2 binari restati bisognerebbe farci passare i treni regionali veloci e speriamo anche i treni merci, mentre invece sarebbe necessario sviluppare un bel servizio intercity con delle belle fermate, con dei bei treni veloci che vanno per le città, che si fermano rapidamente, accelerano rapidamente. Questo basta e avanza, perché il traffico di migliaia e migliaia di passeggeri da Trieste a Venezia, che giustifica l'alta velocità, non c'è, come non c'è, e lo si vede a 3 anni dalla sua apertura, sulla Milano-Torino. Allora possiamo dire che il commissario riguardo all'inquinamento PM10 ma anche PM2,5 ha detto una grande cavolata. Quello che a me fa specie è che nessuno l'abbia controdetto e nessuno abbia detto niente. Però visto di quadruplicamento, visto che forse lei mi sembra aver capito, può dire qualcosa su Chisso, qua se si farà il quadruplicamento, qua è da buttare giù dei piloni della tangenziale, che è il risultato che non hanno previsto quel raddoppio. Ti rispondo così: noi intanto avevamo bocciato l'ipotesi di tracciato basso, perché non esiste in natura che i treni fai fare le curve, e se da punto a punto sono 150 km li fai 220, perché devi servire l'aeroporto piuttosto che bretelle a servizio delle spiagge. Il nodo delicato per questa tratta si chiama alta capacità. Noi abbiamo in questa tratta qui 3 colli di bottiglia da Venezia a Trieste, quindi la spesa molto contenuta, e di solito quelli passiamo a una capacità di treni a 150-300 treni, e oggi non siamo in grado di saturare questa linea, quindi prima di ipotizzare altre operazioni forse vale la pena saturare l'esistente, così evitiamo anche un disastro dal punto di vista ambientale. Sul Chisso la battuta è questa, cioè io me la cavo così, poi non mi piace mai dare giudizio su persone. Noi abbiamo un piano nazionale di trasporti e un piano regionale di trasporti, che era previsto ovviamente un aumento del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, e una riduzione della gomma. 30 anni dopo abbiamo praticamente che la gomma dall'80% è salita al 90% e il trasporto ferroviario dal 12% è sceso al 6%. Quindi dimezzato praticamente i treni merci dal 2008 al 2013, dimezzato sia il traffico di attraversamento sia il traffico in origine, e contemporaneamente abbiamo avuto ovviamente una proposta rilevantissima di strade e autostrade a pagamento. Penso che non debba aggiungere altro, chiaro che c'è un modello di sviluppo che noi consideriamo sbagliato, e così ho risposto anche, penso, al giudizio sulla politica regionale. Grazie.